Colpi in testa, tanti, troppi, forse causati da un corpo contundente, probabilmente un badile. Il condizionale è d'obbligo perché mano a mano che le ore passano il puzzle dell'orrore si va lentamente componendo, ma le certezze restano poche, anche se tra le ipotesi degli investigatori non si esclude l'omicidio. L'unica cosa concreta al momento è la tragica fine del settantenne Bruno Sette, autotrasportatore in pensione molto noto a Porto Viro, trovato senza vita in un vialetto secondario della villa di Via Turati dove viveva con i 3 figli, 2 uomini e una donna. Il corpo di Bruno, supino, con profonde ferite alla testa e tanto sangue sui vestiti, è stato scoperto da alcuni passanti che dopo lo shock iniziale hanno lanciato l'allarme. Sul posto il SUEM e i carabinieri. Per il settantenne non c'era nulla da fare e quei colpi alla testa dopo l'analisi della scientifica hanno fatto subito pensare a una morte violenta. Infine un altro dettaglio, la posizione anomala che mal si adatterebbe alla dinamica di un investimento stradale come forse qualcuno ha voluto maldestramente inscenare, trascinando il corpo e gettandolo in strada. Da ore uno dei figli viene interrogato nella caserma dei carabinieri di Adria, mentre gli investigatori hanno acquisito le immagini di alcune telecamere in zona per far luce su una morte orribile che ha colpito un volto noto della Porto Viro, ora sotto shock.